Amici sportivi, appassionati di calcio, amici di Sportisili, ben trovati al campo sportivo comunale Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si gioca l'incontro tra Don Carlo, Misilmeri e Akragas, 29esima e penultima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Io sono Francesco Cammuca, vi porterò per i 90 minuti che ci separano di fatto dall'ultima giornata di questo intenso, bellissimo campionato che vede in questo momento l'Akragas a 2 gare dal ritorno in Serie D e vede la Don Carlo Misilmeri in cerca di punti importanti per dare l'assalto ai playoff. Iniziamo la nostra diretta elencando quelle che sono le due formazioni partendo dai padroni di casa, dalla Don Carlo Misilmeri che schiera in porta Marco Moschella, in difesa Gabriel Colombatti, Roberto D'Angelo, Alberto Cosentino e Simone Giuliano, in mezzo al campo Lonigro con Capitan Cerniglia e Sino, in avanti con Cialdi a sostegno di Federico Matera e del grande ritorno, quello di Pietro Balistreri, che torna dunque dal primo minuto, non giocava titolare dalla gara contro la Leon Fortese e ora è pronto a trascinare la sua squadra. Dall'altra parte Akragas in campo con Elezai, in porta poi con il numero 2 Neri, con il numero 3 Bizzini, con il numero 4 Brunetti, con il numero 5 Noto, con il numero 6 Barbera, con il numero 7 Semenzin, con il numero 8 Dall'Oro, con il numero 9 Paio, il numero 10 Caccetta, il numero 11 Mansur. Ne approfittiamo anche per ricordarvi anche quelli che sono stati precedenti, anche perché queste due squadre si sono già affrontate altre 3 volte in questa stagione, tutte e 3 le volte ha avuto la meglio l'Akragas in campionato con la rete di Semenzin e poi in Coppa Italia qui a Misilmeri ha segnato direttamente da calcio d'angolo Desiderio Garufo, che tra l'altro oggi è assente per squalifica, è stato espulso domenica scorsa contro l'Enna. Al ritorno invece 3-0 in favore della formazione allenata da Nicola Terranova, tra l'altro il primo incrocio in realtà tra Salvatore Aronica e l'Akragas in questa stagione, visto e considerato che nelle 3 precedenti partite sulla panchina della Don Carlo Misilmeri ha seduto mister Utro. Dovrebbe essere tutto ok con l'audio in questo momento. Ovviamente noi attendiamo quelli che sono anche i vostri feedback da casa, sappiamo che siete anche in tanti, che aspettavate in tanti a questa partita. Naturalmente tutto di comune accordo con la società della Don Carlo Misilmeri, che ringraziamo nella figura del presidente Antonio Cottone, società di cui ci fregiamo di essere media partner in questa stagione 2022-2023. Vedremo, intanto un po' di attesa extra per quella che è lo schieramento in campo delle squadre. È già pronto l'Akragas che ha fatto il riconoscimento per primo, sta per arrivare anche la Don Carlo Misilmeri, quindi qualche minuto di ritardo rispetto all'inizio previsto delle ore 16. Ne approfittiamo allora anche per elencare quello che è il quadro completo della 29esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Che, come già sappiamo, vede ovviamente la disputa di Don Carlo Misilmeri Akragas. Le altre partite in programma sono Cus Palermo Pro Favara, poi Enna Parmobal, Leonfortese Casteldaccia, Mazzara Nissa, Nuova Città di Gela Mazzarese, Resultana San Lorenzo, Oratorio Marineo e infine Unitas Sciacca Castellammare. Ricordiamo che l'altro campo targato Sportisili è quello di Palermo, del centro universitario sportivo di Palermo, per la sfida tra Cus Palermo e Pro Favara, partita importante sia in chiave salvezza che in chiave playoff, considerando che la formazione
di mister Ferdinando Zappavigna cerca punti per disputare quantomeno i play-out, mentre dall'altra parte c'è una squadra che invece cerca punti per assicurarsi un posto ai playoff che non sono ancora certi, ricordiamo, visto e considerato che all'ultima giornata ci sarà la sfida tra l'Enno e il Pro Favara, che potrebbe sancire la presenza o meno dei favaresi a distanza di sicurezza col margine giusto per disputare la post season. Stanno arrivando alla spicciolata le squadre in campo, quindi a breve la sfida che prenderà il via. Iniziamo a vedere le due squadre, Akragas con la consueta maglia bianca-azzurra a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni bianchi, dall'altra parte maglia e calzoncini blu e calzettoni rossi per la Don Carlo Misilmeri. Tutto pronto per l'inizio della sfida. Direttore di gara, che ricordo essere il signor Scuderi della sezione di Verona, coadiuvato da Catanese di Messina e da Migrelli di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutto pronto dunque per l'ingresso in campo delle due squadre, nutrita rappresentanza di tifosi della formazione agrigentina qui a Misilmeri. Le squadre che entreranno in campo agli ordini del fischietto Scaligero. Con l'ingresso in campo anche di mister Aronica e dello staff. Stanno entrando in campo le due formazioni. E Cerniglia insieme al direttore di gara e alla terna, ovviamente a scegliere palla e campo insieme a Elezai e Moschella. Oggi opportunità importante per Marco Moschella, che fin qui ha raccolto una sola presenza in campionato contro la Mazzarese. Per lui è la prima presenza al Giovanni Aloisio. Piccolo problema last minute per Simone Marino, ma non è il solo in casa Don Carlo Misilmeri a dover saltare per infortunio la partita. Mister Aronica ha perso, tra gli altri Vincenzo Manfrè per infortunio, Raimondo Lucena per influenza, anche Luigi Mendola che nei postumi dell'infortunio l'ha costretto a fermarsi durante la gara contro l'Oratorio Marineo. Foto di rito per Don Carlo Misilmeri. Il via, ferito anche per l'Akragas, e poi con quasi 10 minuti di ritardo siamo pronti per dare il via alla sfida. Signor Scuderi, che ha già il fischietto alla bocca. Carlo, che come previsto, considerando la disposizione 1-11, propone Giuliano come terzino di sinistra. Che dà un ulteriore sguardo al suo cronometro e poi comincia Don Carlo Misilmeri. Akragas col primo pallone affidato alla squadra di casa, che però lo perde, allora prova l'Akragas, ma c'è un errore anche dall'altra parte. Cosentino
Numerazione non facile da leggere a primo impatto, quella dell'11 di Mister Terranova, che si schiera con questo strano tandem offensivo composto da Semenzin e da Mansur, con un centrocampo un po' più folto. Sono in panchina tutti gli attaccanti, di fatto tutte le prime punte a disposizione di Terranova, ovvero sia Pavisic, Vitelli e il giovane Bruno. Lonigro, palla per Colombatti che lascia scorrere per Marco Moschella. 1-2 fanno. Ancora Gabriele Colombatti, Lonigro, palla lungo linea intercettata poi Balistreri, l'appoggio per Sino, ricomincia Federico Sino, Goncialdi, Lonigro di prima per Cerniglia che di prima cerca Balistreri, anticipato, la palla che finisce fuori, intervento da parte di Noto. Rimessa già battuta all'indirizzo di Marco Moschella, arrivato a dicembre dopo la fine del suo rapporto con il Licata. Ora Colombatti, Lonigro la sventaglia in avanti verso Goncialdi, colpo di testa, poi Mansur caccetta di prima per provare a far correre Brunetti, anticipo di Colombatti che appoggia a Moschella. Moschella, palla per Costantino, Giuliano, Balistreri per Goncialdi, quella battuta si ricomincia da Costantino, Giuliano, Costantino per Lonigro, D'Angelo, Colombatti rischia sulla pressione di Semenzin, due argentini a confronto. Balistreri con la sponda per Goncialdi, l'apertura per la corsa di Cerniglia, fuori misura il passaggio per il capitano Don Carlo Misilmeri che torna titolare. Attaccati Grino, non l'hanno capito, fanno la stessa, sempre la appoggio per Vizzini, Costantino appoggia di testa, va bene, sali. Costantino può correre facendo scorrere il pallone, Giuliano, il tocco deviato in fallo laterale per Balistreri, poi ancora Giuliano, Colombatti cambia gioco dall'altra parte ancora per Giuliano che appoggia a Costantino. Costantino pressato da Semenzin, tocca allora Colombatti, Moschella, rischia qualcosa Moschella, trova comunque D'Angelo, Colombatti, Moschella, palleggia da Don Carlo con Moschella che lancia D'Angelo, il quale non arriva di testa. Allora rimessa per Vizzini, Mansur, decisivo per la vittoria contro l'Enna, palla poi centrale, il tocco poi largo a destra per l'avanzata, poi anticipo e riprende la Don Carlo delle retrovie. Avanza Costantino, non sa chi passarla, allora si appoggia corto su Federico Sino, lancio a cercare Matera, ben anticipato da Neri, poi prolunga da loro colpendo Sino, poi Giuliano non riesce a tenerla in campo. C'è dunque fallo laterale.
è già arrivato il primo aggiornamento con il vantaggio del Pro Favara sul campo del CUS, il gol di La Piana dopo 4 minuti. Lonigro sterza su Semenzin, Vallo a prestare! Sì, mettila giù. lancio per Roberto D'Angelo che la mette giù, tocco di prima per Concaldi. Concaldi spalla alla porta, fermato da Mansur, rimessa per la Don Carlo Misilmeri. D'Angelo che riparte da Colombatti. Cossentino, Colombatti, apertura per Lonigro, battuta lunga, colpo di testa di Giuliano direttamente alle parti di Elezai. 6 minuti e 15 secondi. E 0-0, ancora nessuna emozione da segnalare. Mansur, il lancio di testa Colombatti, poi Cerniglia controlla e gira. Controllo di Neri, non perfetto, allora Concaldi porta via palla. Balistreri resiste, c'è stato anche un tocco falloso su Concaldi, si gioca per il vantaggio. Lonigro, Giuliano, Lonigro, ancora Simone Giuliano che appoggia a Colombatti. Lonigro, palla per Concaldi, al limite, recupera di nuovo il pallone, poi Matera lotta con Neri, recupera il pallone, serve Lonigro, Giuliano, ancora Lonigro che cerca di scodellare Balistreri, l'appoggio, Concaldi, palleggiano i due, chiude, Caccetta, poi colpo di testa di Semenzin, palla che si perde fuori, anzi in realtà la tiene in campo Gabi Colombatti che scambia con Cossentino. Partita importante, dicevo, per Pietro Balistreri che non gioca da titolare dalla gara vinta proprio grazie a un suo calcio di rigore contro la Leonfortese. Proprio quel calcio di rigore gli è costato caro, perché alla battuta si è procurato l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori praticamente fino a domenica scorsa, poi il ritorno per gli ultimi 25 minuti più recupero contro il Marineo, e proprio in quella mezz'ora scarsa la Don Carlo Misilmeri ha costruito le sue cose migliori, forse dopo spinta alla presenza carismatica del suo centravanti. Concaldi propone accento proprio per Balistreri, anticipato, poi arriva il primo Sino che controlla, appoggia a Giuliano. Lonigro, Giuliano, Colombatti, avanza, tocca a Concaldi. Lonigro, centralmente Balistreri cerca di far sponda per Cerniglia, tagliato fuori da Dall'Oro che prova a ripartire in contropiede, accanto a lui Mansur che controlla. Mansur prova a sfidare D'Angelo in velocità, mette in mezzo il pallone, Moschella in uscita senza problemi, e palla a Simone Giuliano. Lonigro, Concaldi, Lonigro per Giuliano, Matera con la sponda per Balistreri che si gira, la pulisce ancora per Federico Matera, anche per lui è una chance importante, gioco forza visto il problema di Manfred. Qui intanto la sventagliata di Giuliano troppo lunga per tutti. Di Elezai, Semenzin la fa passare su Mansur, posizione giudicata regolare di Mansur che converge, serie di finte su D'Angelo, ancora Mansur, il tocco poi di Brunetti e solo D'Angelo può controllarla, la calcia dove c'è però Semenzin, allora attacco buono ancora per l'Agragas, spazza
favorisce Semenzin. Al limite Semenzin, tiro ribattuto, poi allontana la Don Carlo, scivola però Concialdi. Allora ancora palla buona per i biancazzurri con Caccetta. Mansur punta nonostante il raddoppio, ancora Mansur converge, calcia con il destro, la palla è fuori. Il primo tentativo è dell'Acragas con Mansur. Si riparte con Colombatti in possesso, Lo Nigro per Costantino. Lo Nigro, Balistreri, Concialdi, Giuliano, Concialdi, palla per Lo Nigro, porta sul pallone con calma la Don Carlo Misilmeri, adesso con Cerniglia, arma la corsa di D'Angelo, il cross deviato e poi Cerniglia tocca per ultimo sulla pressione da parte di Vizzini. Fallo laterale per l'Acragas proprio con il suo numero 3. Mansur viene a prendere il pallone indisturbato, poi Cerniglia lo pressa, commette fallo. Vizzini, Mansur sempre nel vivo del gioco, il numero 11 fermato da D'Angelo. L'arbitro vede una maglia trattenuta e fischia fallo. Caccetta batte la punizione, Vizzini costretto a inseguire la palla, poi accelera, c'è una deviazione, arriva Semenzin. Vizzini gira attorno alla palla, poi duella con D'Angelo, serie di finte, poi Semenzin chiuso da Cerniglia. Allora Caccetta la fa scorrere quasi in comprensione con Neri. Palla gira dall'altra parte su Barbera, poi dall'oro di prima ancora Barbera che si gira scambiando anche con Baio. Caccetta, il lancio per Mansur, controllo volante di Mansur che prova a puntare D'Angelo, 1 contro 1 di Mansur, pallone centrale, arriva in ritardo Semenzin, velo rischioso ma efficace di Lo Nigro perché così facendo disorienta gli avversari, però palla ancora recuperata dall'Acragas. Baio, Barbera indietro, palla battuta lunga, l'uscita di Moschel con coraggio e con decisione, portiere catanese. Cerniglia, Concialdi, Lo Nigro, palla per Costantino, tocco per Giuliano, Concialdi, Lo Nigro, al limite, palla per Matera che si può girare, Balistreri al limite, calcia, viene respinto il suo tiro, poi il più lesto sulla ribattuta è Brunetti, ma è bravo allo stesso modo Costantino. Giuliano alleggerisce su Moschel. Colombatti, Sino, appoggio a Lo Nigro. Chiudi di nuovo la Concialdi, dove la palla, chiudi in mezzo. porta su il pallone. Largo, ste. Lo Nigro, Balistreri, sponda per Sino, ancora Balistreri, muove palla sulla tre quarti avversaria la Don Carlo, poi sbaglia la verticalizzazione Lo Nigro e Caccetta può far suo il pallone. Semenzin al duello con Costantino che lo affossa, chiede subito scusa. Don Carlo, appoggia indietro, Neri, Mansur,
Mansur prova a girare attorno a Cerniglia, poi serve in profondità Brunetti, questa palla poi in avanti con Cosentino che la spazza in fallo laterale. Chi volta a prendere palla di punta, stai più vicino, sullo stop. L'11, punta. Con le mani Vizzini, palla in avanti, Semenzin braccato da Colombatti, poi la fa scorrere Cosentino che poi la deve mettere in fallo laterale, c'era sotto il tocco da parte del compagno di reparto e allora rimessa in zona d'attacco per l'Agragas. Con Vizzini che le esegue, battuta verso l'area di rigore, la sponda aerea, poi riesce Moschella a intervenire sul pallone. Sino, Cerniglia sul pallone, Balistreri viene incontro e scambia col capitano. Colombatti, Cosentino, Lonigro, palla per D'Angelo, ora per Alessio Lonigro, verticale il velo di Balistreri, poi Matera per Concialdi, fermato, prova a ripartire in contropiede l'Agragas con la spinta di Dario Neri. Mansur si gioca soprattutto su questa corsia, quella occupata dal match winner della sfida contro l'En. Vizzini, Caccetta, la porta avanti, poi Lonigro in fallo laterale. Rimessa con Lonigro che allontana, Caccetta, Vizzini, da loro pressato, ricomincia da Elezai. La battuta lunga del portiere dell'Agragas su Mansur che riesce ad avere la meglio su D'Angelo. Converge Mansur, la palla per Semenzin, scambio di due, ancora Mansur al limite, il destro di Mansur che colpisce in pieno Colombatti, poi Mansur con l'aggancio, Sino lo ferma per un attimo, poi Baio riventa l'azione, il cross di Dalloro con poi testa di Cerniglia. Brunetti attende l'arrivo di Vizzini, eccolo Brunetti, scambio con Caccetta, nuovamente per l'ex giocatore del Trapani che scucchiaia Vizzini con il cross, una specie di campanile, colpo di testa e Colombatti che appoggia su Marco Moschella. Giuliano, Lonigro, Giuliano, Balistreri con la sponda per Cerniglia, sta giocando molto bene di sponda Pietro Balistreri. Lonigro, passaggio ancora intercettato e allora Caccetta prova a far correre Semenzin, sfida con Cosentino. Semenzin, serie di finta, poi prova ad andare sul fondo, si trascina per il pallone oltre lo stesso e allora riparte Moschella dalla sua area piccola. Lonigro, Giuliano, Colombatti, Cerniglia, D'Angelo, il lancio a cercare Balistreri che aggancia, l'appoggio per Lonigro, ancora una bella giocata da parte di Balistreri. Lonigro apre su Giuliano, Giuliano con la palla tesa, ma sponda di Balistreri per Colombatti. Cerniglia, Giuliano, Concialdi scusate, va a puntare, serie di finte di Concialdi che propone il cross, Caccetta quasi a fare un muro di stampo pallavolistico. Lonigro la gira su Giuliano,
Sino, Costantino, tutta la Don Carlo nella metà campo della classe, sponda di Balistreri, in ritardo Matera, in ritardo Concaldi, la protegge Vizzini, riparte dal fondo Lezzai, quasi a metà del primo tempo, 20 minuti 45 secondi. Pronto a uscire. Aggiornamento dallo scontro salvezza tra Resuttana e Marineo, con un 1-1 fin qui maturato, con il gol di Clemente per il Resuttana, doppietta invece di Cocimano fin qui a decidere Enna Parmonval, 2-0 in favore dei gialloverdi, il che ovviamente porterebbe più in là ogni tipo di discorso sull'assegnazione del campionato. Tanto palla lunga, troppo lunga per tutti, la fa sua Elezai. Fallo giocare, indirizzalo, bravo. Sì, palla in mezzo ai due, Fede. La palla intanto giocata da Noto, poi Sino, meglio di Caccetta, subentra nell'azione Barbera, fallo dell'ex giocatore del Resuttana San Lorenzo. Intanto la palla per Baio, la sponda di Dall'Oro intercettata da Costantino che calcia lungo, arriva Sino, prima di lui però Cristian Caccetta che appoggia ad Elezai, lancio su Vizzini che di testa la gioca subito cercando Semenzini, testa Colombatti, poi sulla seconda palla Mansur che trova Brunetti, palleggiano i due, alla meglio però Cerniglia. Lonigro, Colombatti, superata la metà del primo tempo, 23 minuti già trascorsi qui al Giovanni Aloisio Misilmeri, sempre 0-0 tra Don Carlo e Acragas. Concaldi prova a passare in mezzo a tre, propone il cross, l'appoggio col petto con freddezza di Vizzini ad Elezai. Caccetta, Va bene, fallo venire. Vizzini volta su palla, lancio a cercare Mansur, interviene in maniera non definitiva Colombatti, ma era in fuorigioco il numero 11 dell'Acragas. Moschella ha ricevuto da Colombatti, servizio per Costantino, Giuliano per Cerniglia, poi Sino in avanti, colpo di testa appena accennato da Noto, poi Neri arriva prima di Matera, palla ancora alla Don Carlo però, Colombatti, Dai l'appoggio. Apri, vieni sulla linea, devi costringere a venire là. Giuliano, palla per Concaldi che si è aperto tutto a sinistra, Lonigro, Colombatti, avanza Colombatti, la palla in verticale, poi attenzione a Concaldi che si è liberato lo spazio, Concaldi ingresso in area, il tiro ribattuto, è il primo calcio d'angolo della partita e per la Don Carlo Misilmeri. Con un movimento all'interno dell'area di rigore con Piero Concaldi che va alla battuta, palla che spiova verso l'area, primo palo, c'è l'anticipo, palla in fallo laterale.
Ora lo prendo. D'Angelo per Concialdi, cambia gioco, va da Lonigro, Costantino, Guarda dove la palla. Di nuovo. D'Angelo. Vieni largo e te la dà. Bravo. Addosso, sul piede. riceve da Colombatti D'Angelo. Matera cerca la sponda, lo anticipa Neri, poi arriva il primo Lonigro, in qualche modo noto, poi Matera per D'Angelo. D'Angelo con la sterzata, può avanzare il numero 3, la palla è per Concialdi, 1 contro 1 di Concialdi che sterza, ancora Concialdi raddoppiato, arriva sul fondo, mette in mezzo, poi serie di evazione, arriva D'Angelo in area di rigore, D'Angelo col tiro, ribattuto sul primo palo il tentativo di D'Angelo e poi l'entrata regolare di Giuliano su Semenzin, rimane a terra l'argentino, ma intanto annotiamo il primo tentativo degno di nota della Don Carlo Misilmeri con Roberto D'Angelo. Pallone restituito alla Don Carlo Misilmeri. Sei troppo alto, Robby, abbassa, più alto dell'attaccante. Torna. Poi D'Angelo in avanti per Balistreri che non può arrivare. Basta la palla però, è giù. Calma te. Avanza Vizzini, palla per Brunetti, arrivato a dicembre, tornato in Sicilia dopo aver giocato con il Marina di Ragusa in Serie D. Qui forse con un braccio Sino, sì, secondo l'arbitro, punizione a Kragas. Accetta, palla per Neri. Vizzini cerca di scavalcare per Semenzin, fermato da Colombatti. Brava la Don Carlo a occupare gli spazi e linee di passaggio in queste giocate tra le linee dell'Akragas. Qui rischia qualcosa Costantino, palla per Moschella, calcia lontani, trova l'intervento di Baio, poi Lonigro. Sino, poggia Giuliano, Costantino, scavalca verso Balistreri che fa sponda col petto, la palla in qualche modo forse arriva a Concialdi, no, lo chiude Neri, poi Caccetta, Barbera con la palla facile per Caccetta, fermato da Matera, punizione. Andrà a battere proprio Caccetta che sventaglia a sinistra ancora una volta su Vizzini. Vizzini appoggia per Mansur, anticipato da D'Angelo. Battuta di Vizzini verso il cuore dell'area di rigore, tentata la sponda, poi chiude bene Costantino in collaborazione con Lonigro, però a prolungare senza successo Barbera, quindi spazza via la difesa della Don Carlo. Neri di testa, poi Concialdi guadagna il fallo laterale. Lonigro, Sino, palla per Giuliano, ancora Federico Sino. Già diverse le partite da titolare in questa prima stagione in eccellenza per il classe 2004. Intanto palla recuperata da Giuliano che prova ad andare sul fondo, la mette in calcio d'angolo Noto, secondo giro in bandierina per la Don Carlo. Sul pallone Lonigro e Concialdi.
Lo Nigro che cerca il primo palo, allontana Caccetta. Esce Semenzini in velocità, lo ferma. Sino. Devi attaccare prima. Prego. L'ho detto apposta, Fede, se esce la palla dobbiamo arrivare. Accorcialo. Brunetti, cambio di gioco per servire Noto. Baio. Palla centrale, Semenzin prova a liberarsi. Calcia verso la porta, non la trova. Gaston Semenzin. Moschella andrà a lungo a cercare, anzi invece cerca Giuliano. Concialdi, Lo Nigro, alla Pressino, Giuliano. Ragazzi che per il terzo anno consecutivo tenta la scalata dall'eccellenza alla D. 2 anni fa fu fermata dalla San Cataldese nella finale del girone A, il nuovo format deciso ad hoc dopo l'interruzione per via della pandemia. Lo Nigro, palla Giuliano, Sino quasi si interpone, non riesce a togliersi, allora prova a ripulire il pallone Cosentino. Colombatti, dicevo, delle finali giocate dall'Acragas, che l'anno scorso si fermò a Martina Franca dopo aver superato brillantemente la fase regionale proprio contro la Don Carlo Misilmeri. Concialdi punta il cross, secondo palo, colpo di testa di Noto a mettere fuori. Il pallone calciato in avanti su Semenzin che controlla, prova a fare salire i compagni. L'autore del gol decisivo nella gara di campionato giocata a dicembre, in quello che è stato un continuo scontro tra le due squadre, 3 partite nel giro di un mese tra campionato e coppa. In quel caso si giocò anche la semifinale di coppa vinta dall'Acragas. Acragas che poi ha perso nettamente la finale contro l'Igea. A proposito di quello che è anche un rapporto non semplice tra il gigante e le finali. Baio, tocco per Caccetta, poi ancora Baio, lungolinea per la corsa di Dalloro. Dalloro va a puntare Cosentino, cross deviato, calcio d'angolo, il primo per l'Acragas. ...33 minuti e 40 secondi nel primo tempo. La bandierina Brunetti che chiama lo schema. La palla battuta sul secondo palo dove non c'è nessuno. Sino a gran voce di richiesta dei compagni la fa uscire anche per far risistemare in campo la squadra. Roberto D'Angelo alla battuta del fallo laterale. Colombatti, palla per D'Angelo, Cerniglia sbaglia il tocco, allora attenzione a Brunetti, poi si è mezzo infermato da Lo Nigro. Dall'Oro ricomincia da Barbera, ora Elezai, Cosentino di testa appoggia Giuliano, scambia ancora con Lo Nigro, poi Giuliano verticalizza per Concialdi, avanza Concialdi, De Campo arriva al limite, propone il cross, Balistreri con la girata, palla fuori, il tentativo di Pietro Balistreri su bella azione di Piero Concialdi.
negli ultimi 10 minuti di gioco. Intanto piccolo problema per Neri. Albi! Oh! Albi! Calcio è lungo! Dai, ve lo scappiamo! La battuta lunga di Elezai. Di testa Cosentino. Poi Baio mette giù. Appoggio a Barbera, poi ancora Baio. Intercettato il pallone. Attenzione all'avanzata da parte di Concaldi. Concaldi, l'appoggio per Giuliano che non arriva. Mansur. Poi la palla in avanti, intercetta Colombatti, poi arriva Neri che ci prova ad arrivare, non corre benissimo il centrale dell'Agragas in gol nella partita vinta nettamente, nell'ultima trasferta vinta dall'Agragas, quella di 2 settimane fa sul campo della Cus Palermo. Colombatti. Vieni a giocare! Così prepara la mossa e si tratta di Briones, mentre c'è un fuorigioco di Concaldi. Tanto cenni di intesa tra Neri e mister Terranova. Prosegue il riscaldamento, intanto Briones sembra farcela. Difensore centrale dell'Agragas quando mancano 7 minuti e 40 secondi alla fine del primo tempo. Proprio Neri si incarica della battuta. Palla per Barrera. Barrera non riesce a servire i compagni. Giuliano da Concaldi. Il tunnel di Concaldi proprio su Barrera che va giù. Non c'è il fallo ai danni del 10 della Don Carlo secondo il direttore di gara. Calma te, segui la mezzala, te, fallo venire, ora Pizzini. cambialo! Non arriva Caccetta, preso in controtempo, allora Lonigro, scambio con Balistreri. Ancora l'ex Resultana che appoggia a Cosentino, ora Giuliano. Crociolo, non lo seguire, rimane a zona. Lonigro evita il pressing di Semenzin, palla per Colombatti, ora ad Angelo per Lonigro. Avanza Lonigro, palla per Balistreri che torna dal suo playmaker, appoggio a Cerniglia. Concaldi con il cross secondo palo, interviene in diagonale difensiva a Baio, poi Colombatti in anticipo sui piedi di Dall'Oro, ma ricomincia la Don Carlo a palleggiare. Oh, apriti, chiudi subito col corpo. Colombatti, Cerniglia di prima, Concaldi gran palla e allora può avanzare Perché la stoppi così? però Concaldi prende il centro, il servizio per Balistreri in area, Balistreri al tiro deviato, reclama un intervento con la mano il centravanti della Don Carlo Misilmeri, mentre parte Semenzin e chiude D'Angelo che sbaglia, e allora attenzione a Mansur. Ancora D'Angelo sul pallone, doppia giocata difensiva molto buona del terzino catanese. Robby, va bene così, recuperi, però gioca in sicurezza. Lonigro, palla per Giuliano, palla di nuovo per Concaldi che viene spesso sfruttato dai compagni, pallone dentro per Cerniglia, il tiro cross bloccato da Elezai. 5,5 da giocare, eventuale recupero. Bizzini, Mansur, palla ancora per Bizzini, Carlo che chiude quella che è la principale fonte di gioco, ovvero sia Caccetta. E allora Agragas costretto a ricominciare da Elezai, cercato Baio, sovrastato però da Giuliano che colpisce di testa, poi Sino, palla per Balistreri che serve ancora Sino sulla corsa. Sino all'1 contro 1 con Barrera, Sino va sul fondo, la sterzata, ancora Sino, può mettere in mezzo, Caccetta addirittura in controllo prima di calciare lontano, di testa Cosentino a cercare di rialimentare l'azione, in realtà la palla finisce in fallo laterale. Dario, come stai, Dario?
rimessa a 4,5 dalla fine del primo tempo. Palla ancora messa fuori, in realtà l'ultimo tocco di un giocatore dell'Akragas, quindi fallo laterale per la squadra di Aronica, che ricomincia dai suoi difensori. Colombatti, Costantino, palla fiondata a cercare Balistreri, sponda che non funziona, allora Caccetta in surplus sull'Onigro, poi palla in verticale intercettata da Giuliano. D'Angelo, l'Onigro, Concialdi, sterza Concialdi, appoggio all'Onigro, Giuliano, l'Onigro per Sino. Sino se la sposta sul destro, poi opera questo cross troppo lungo per tutti, e sfera che si perde in fallo di fondo. Elezai gioca corto su Noto, ora Barrera, difensore col vizietto del gol, l'argentino, tirato a destra, quello che solitamente è lo spot occupato da Locascio, oggi in panchina, così come quello che potrebbe essere considerato il principale Spauracchio, ovvero sia Pavisic. Tanta attenzione a Mansur contro D'Angelo, prova ad aggirarlo Mansur, lo porta fuori D'Angelo, ancora la sfida con Mansur che tiene palla, passa al centro su Brunetti, uno sguardo in mezzo, la deviazione e poi il gol di Semenzin per il vantaggio dell'Akragas, e dunque sblocca la partita. Gol di Semenzin, 42 minuti 30 secondi l'esultanza del giocatore argentino. Dunque cambia il parziale, Giovanni Aloisio segna l'Akragas. Su una giocata per vie centrali passa in vantaggio la squadra di Terranova. Costantino prova la Don Carlo a reagire, Don Carlo che a dire la verità non merita di essere sotto, partita molto equilibrata con pochi spunti da una parte e dall'altra, ha sfruttato l'episodio la squadra di Terranova, che qui si difende. Cross di Giuliano, secondo palo, lungo per tutti. È successo nella gara di andata, in un certo senso il gol arrivato in una fase di stanca del primo tempo, quando sembrava che si potesse avviare tranquillamente sul punteggio di parità all'intervallo, invece è arrivato il gol proprio come all'andata di Gaston Semenzin. Qui l'Onigro, Matera con l'appoggio per Balistreri che non può arrivare, e scele Zai. Ultimi 30 secondi del primo tempo più eventuale recupero un paio di minuti fa. L'Akragas ha sbloccato il risultato col gol di Semenzin, cross di Brunetti, respinto da Moschella. Giuliano, direttore di gara che non ha ancora dato indicazione del recupero. Qui Matera, Sino va a puntare, prova ad appoggiarsi, poi ritrova il pallone, viene chiuso. Basta così per il primo tempo, 1-0 per l'Akragas, con il gol realizzato al 43esimo minuto da Gaston Semenzin. Ovviamente restiamo collegati qui dal Giovanni Aloisio per il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Akragas.
Il quarto derby dell'Eleuterio della stagione tra Oratorio Marineo e Don Carlo Misilmeri vale punti importanti per l'una e per l'altra formazione. Gli uomini di Pagano cercano di scrollarsi dalle sabbie mobili della zona play-out, dall'altra parte i biancorossi di mister Aronica cercano punti importanti in chiave play-off. Si comincia in una partita non troppo esaltante dal punto di vista delle palle gol e ce ne renderemo conto molto presto. Il primo squillo arriva infatti dopo una decina di minuti, arriva dalla parte dei padroni di casa con questa conclusione bloccata in due tempi da Simone Marino. Poi attacca sulla destra la formazione di mister Pagano con questa sgroppata di Di Maggio che riesce a liberarsi, mette anche in mezzo un buon pallone per il colpo di testa da parte del giovane Sanna Sardo che cerca il bis dopo il gol realizzato sempre in casa contro il Cruz Palermo. Poi calcio di punizione di Ciancimino, altro colpo di testa, poi la palla liberata dopo l'intervento di Marino. Insistono ancora i padroni di casa, ma dopo 2 minuti e mezzo di recupero finisce un primo tempo abbastanza scialbo sul piano delle occasioni. Allora andiamo col film del secondo tempo di questo derby dell'Eleuterio, ancora con il Marineo che mette in gioco il pallone, opportunità con Colley che recupera una buona palla, poi la sgroppata per vie centrali fermata, ancora Colley che decide di mettersi in proprio il servizio per Sagnong che gira col sinistro, palla decisamente fuori bersaglio. Attacca ancora la squadra di Pagano, qui forse un fallo ai danni di Fricano, allora può avanzare Colley che guarda la porta, la cerca col sinistro, smanaccia bene Simone Marino, poi Cancialdi allontana il pericolo. Poi minuto 65, minuto importante perché la Don Carlo Misilmeri e il calcio siciliano in particolare ritrovano Pietro Balistreri assente dalla gara di andata contro la Leonfortese, un lunghissimo calvario finalmente interrotto e dunque bentornato alla numero 9 della Don Carlo Misilmeri che forse galvanizzata dalla presenza di Balistreri si riaccende come d'incanto. Qui il colpo di testa di Manfred che si spegne fuori, poi calcio d'angolo e altro colpo di testa, questa volta sopra la traversa, ma è una Don Carlo diversa nei 20 minuti finali. Qui cercata la giocata per i centrali da Lucera che recupera un buon pallone, può andare in ripartenza, si fa ingolosire dalla conclusione dalla distanza che però si perde abbondantemente alta. Ancora la squadra di mister Aronica che propone questa palla, liberato al limite dell'area Cerniglia, conclusione del misilmerese Doc che non trova il bersaglio. Poi minuto 91, punizione di Illo Nigro, c'è la sponda cercata verso Simone Giuliano che va in rovesciata, trova l'1-0 ma è tutto inutile, il direttore di gara ferma tutto, fuori gioco del centrale della Don Carlo Misilmeri e dunque il risultato che non si sblocca, è il risultato che rimarrà così 0-0 tra Oratorio Marineo e Don Carlo Misilmeri, un punto che di fatto muove pochissimo per entrambe le squadre. Ora ultimi 180 minuti di campionato da Sportisile è tutto, alla prossima. Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Pietro Pisani di Palermo. Si affrontano la Don Carlo Misilmeri e il Monreale Pesetti. Salta un avversario, poi tocca a sinistra per D'Agostino che propone al centro il pallone, colpo di testa, il palo di Virzì subito ad un passo dal gol. La Don Carlo Misilmeri dopo 70 secondi di gioco. Lo Gerfo che corre, resiste a Randazzo per la palla allargata sulla destra per Ingrassia, ancora tocco per Lo Gerfo dal limite e il gol di Lo Gerfo che sblocca la partita in favore della Don Carlo e l'1-0 con la firma forse più attesa nell'attacco bianco-rosso è quella di Vincenzo Lo Gerfo.
su De Caro, prende il centro De Caro con i compagni che gli lasciano spazio per l'apertura, a vuoto qui Francesco Parlato, allora chance per Caracappa, in area Caracappa destro, sul fondo Samuele Caracappa vicino al raddoppio. Tutti sul secondo palo, c'è il fischio dell'arbitro, Carlino finta, allora Parlato che cerca la porta, non la trova e anche in maniera abbondante. In 6 nella barriera del Monreale, c'è il fischio dell'arbitro, la battuta di Romano! Con deviazione, ma è buono ugualmente, il gol del 2-0, il gol di Peppe Romano che esulta davanti ai suoi sostenitori e la rete del 2-0 per la Don Carlo Misilmeri. Pesetti, Caracappa verso il limite, calcia col destro, blocca, Cannella senza problemi. Ha recuperato palla da Don Carlo, Romano! Ancora Romano! 3-0 per la Don Carlo, inarrestabile Peppe Romano! È doppietta per lui, è 3-0, è dominio totale della Don Carlo Misilmeri. E rilancia l'azione dei suoi. Caracappa, controllo, alza la testa e guarda i compagni, vede il movimento di D'Agostino. Sopra la traversa il tentativo, ma ancora una volta facile per la Don Carlo arrivare. In qualche modo riesce a servire Parrinello che sterza, Parrinello cerca compagni, poi dribbla su Virzì, palla in profondità per la corsa di Uzzo che anticipa Chinnici e poi può depositare verso la porta per il gol del 3-1, il gol di Uzzo che rianima il Monreale. Da sottolineare però la gran palla messa da Parrinello. Sul pallone lo Gerfo con Romano che è lì nei paraggi. C'è il fischio dell'arbitro. Alla fine infatti parte Romano! Mamma mia, ancora! Romano! 4-1! Ma che cosa possiamo dire ancora? Seconda punizione, questa dritta sotto l'incrocio dei pali. Peppe Romano show oggi al Pietro Pisani di Palermo. Recupera palla Virzì, Caracappa. Al limite Caracappa col destro! Ed eccolo qua il gol di Samuele Caracappa, il gol del 5-1 su un'altra palla recuperata in fase di disimpegno da parte del Monreale. Recupera e segna Samuele Caracappa. Anche Pesetti cerca di avventurarsi, poi cerca la palla verticale per Virzì che si gira, lo Gerfo al limite, calcia! Palla sul fondo, si è riacceso Vincenzo Lo Gerfo. Contro con la Parmonval. Occhio a Caracappa, tu per tu con Cannella! E sono 6 per la Don Carlo, sono 2 per Samuele Caracappa che qui non doveva fare altro che trasformare in gol il cioccolatino ricevuto dai compagni. La rimessa di Follari direttamente in area, colpo di testa di Bonaccorso sui piedi di Parrinello che finta ancora, Parrinello prova a passare, c'è il servizio per Costantino, forse in posizione irregolare, quel cross, Bonaccorso poi Greco subito dentro a cercare Campanella, conclusione di poco fuori con effetto a uscire. La battuta con la palla sul secondo palo di testa De Caro, sopra la traversa, il direttore di gara che invita Pesetti a mantenere la distanza in barriera e poi fischia la battuta di Campanella sul primo palo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Intanto la palla di Ingrassia, può arrivare Pellegrino, l'uscita di Rancatore, Pellegrino sul palo e poi salva De Cofano. I campioni in carica. Attenzione a Virzì che corre, Virzì, l'uscita di Rancatore, addosso lo a Virzì, la recupera Pellegrino, la porta è vuota, Pellegrino! Settimo gol, settima bellezza della Don Carlo, a segno anche Piero Pellegrino che si becca l'abbraccio di Mister Lobè in panchina, un misilmerese doc, la fa passare su Virzì e si butta nello spazio Pesetti. Virzì, guarda la porta, Virzì, calcia, Rancatore, poi Pellegrino. 8-1, doppietta di Piero Pellegrino, che dunque realizza ancora una volta dopo
il tentativo di Virzi. Di seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ma intanto celebriamo la vittoria della Don Carlo Misilmeri 8-1 contro il Monreale e qualificazione ai quarti di finale del campionato regionale juniores. Entriamo per il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Acragas, ricordo penultima giornata del campionato di eccellenza girone A, 29esimo turno, il punteggio lo vedete 1-0 in favore della squadra di mister Nicola Terranova in virtù del gol messo a segno nel finale di primo tempo al 43esimo minuto da Gaston Semenzin, che ha raccolto la respinta di Moschella sul cross dalla fascia sinistra di Mansour. Direttore di gara che sistema il cronometro, poi siamo pronti per partire con gli ultimi 45 minuti di questa sfida.
con pallone già gestito dalla formazione ospite. Lonigro, poi Giuliano, ora Costantino, Concialdi, spalla alla porta contro Caccetta, riesce a girarsi con la finta di corpo su Caccetta. Giuliano batte lungo, cerca Matera che fa sponda su Balistreri, subito al tiro Balistreri, si distende e Rezzai la fa sua. Siamo alti, Piero! Dunque, primo tentativo del secondo tempo è per la squadra di casa, non ci sono stati cambi dopo l'intervallo. Tanto recupera un buon pallone Cerniglia, poi andrà alla rilettura delle formazioni. Concialdi con la palla dall'altra parte per Sino prova ad andare sul fondo, ancora Sino propone il cross, il bugger di Rezzai in calcio d'angolo. Don Carlo che si schiera con Moschella in porta, mentre il calcio d'angolo viene battuto subito. Lonigro in mezzo, colpo di testa, Balistreri per la rete dell'1-1 e dunque si sblocca Pietro Balistreri che torna al gol, un gol importantissimo per il centravanti della Don Carlo Misilmeri, che dunque torna titolare, torna al gol, il gol dell'1-1 firmato Pietro Balistreri. Gol dal peso specifico importante, anche perché consente alla Don Carlo di giocare con altra grinta, anche con una condizione mentale diversa, anche per riorganizzarsi e cercare, perché no, il bersaglio grosso. Tanto Barrera fermato da Concialdi col fallo, punizione. Direttore di gara signor Scuderi di Verona, che invita alla calma il numero 10 e dunque vincente. È vincente la soluzione del calcio d'angolo battuto corto per Lonigro, che ha messo la palla dentro, il gol di Pietro Balistreri, che aveva chiuso il suo rapporto con il Giovanni Aloisio con un gol e con un infortunio lo riapre con un gol nella stessa porta, tra l'altro. Adesso un calcio di punizione per la Don Carlo a opera di Marco Moschella. Moschella la gioca corta su Giuliano. Costantino. Battuta lunga. Matera. Può andare Matera, fermato da Noto. Poi Elezai. Elezai sorpreso dal colpo di testa di Balistreri, che qui va male al rinvio. Ne approfitto per ricordare le due panchine con la Don Carlo che ha a disposizione il secondo portiere Marino, poi Mendola, Logerfo, Caracappa, Pesetti, Romano, Bonaccorso, Ingrassia e Fricano. Mentre qui Sino, con questa palla complicata da gestire per Colombatti, arriva pian piano a pressare Mansur e calcia male in fallo laterale Colombatti. Agragas che porta con sé in panchina il secondo portiere Sansone, poi Mannina, Locascio, Bonanno, Bruno, Briones, Pavisic, Eliacubi e Vitelli. Carlo che ha già mandato a scaldare tre elementi della prima panchina, ossia Caracappa, Gerfo e Romano, tutti e tre protagonisti con la formazione Juniores, che 3 giorni fa ha ottenuto il pass per i quarti di finale del campionato regionale, battendo nettamente il Monreale nel primo turno eliminazione diretta. D'altra parte si sta scaldando Locascio. Ricordo che nel primo tempo ha dovuto monitorare le condizioni di Neri,
ce la fa, dunque ha provato ma non è riuscito a resistere. Entra al suo posto con la maglia numero 17 Briones. Alto, Emi. Esce in evidenti difficoltà dei Neri. Vediamo il piede sinistro fasciato, quindi già all'intervallo c'era stato il tentativo di curarlo. Quasi a chiamarlo dopo aver letto le due panchine. Cambio l'effetto a Nicola Terranova, che continua a far scaldare anche Locash. Intanto Baio, palla per Caccetta, in avanti a cercare Sevenzin, anticipato dal gol, dall'intervento di Cossentino. La rimessa di testa Giuliano, facile per Sino, poi ancora Giuliano. Matera con la sponda per Concialdi, che la tiene, poi va giù. La rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Rimessa per Giuliano, ora Cossentino, Conti alla mano, considerando i risultati che stanno maturando. Carlo Misilmeri che mantiene vive le possibilità di approdare ai playoff. È chiaro che a questo punto molto dipenderà dall'ultimo turno con Lenna, che giocherà a Favara. Lonigro, Cossentino costretto a rincorrere il pallone. Moschella, Colombatti non la controlla, arriva in suo soccorso d'Angelo. Ancora l'argentino che va da Concialdi, che fa velo per Matera. Colombatti, Moschella, palla per Cossentino, poi scambio con Lonigro. Colombatti, palla per Balistreri che fa sponda per Concialdi, si inserisce Concialdi fermato l'intervento di Dall'Oro, che allontana dove c'è Alberto Cossentino. Appoggio a Moschella. Superati i primi 9 minuti, poi di testa Barrera, cambiato inevitabilmente l'assetto dell'Acragas dopo il cambio. Tanto qui Caccetta con recupero. Noto, Barrera. Vediamo Acragas che oltre a Garufo non ha a disposizione Capitan Cipolla. Era perso un altro tassello della linea arretrata, ovvero sia Dario Neri. Intanto mentre scocca il 10° minuto, Mansur non controlla, allora interviene Lonigro. Concialdi scambia con Balistreri, ancora Lonigro che apre su Giuliano, ora Cossentino. Lonigro, Cossentino. Lonigro,
lì per Giuliano, poi Lo Nigro appoggia D'Angelo, Lo Nigro, passaggio non perfetto, allora raccoglie Briones, caccetta, pressato da Concialdi che commette fallo secondo l'arbitro. Baio, battuta la punizione, giocata male però dall'Under. Cambio nella Don Carlo, il primo. Dice Stefano che attacca sto cazzo di spazio. Ogni tanto attacca sto spazio. E ci allunghiamo. Con l'uscita di D'Angelo, l'ingresso di Caracappa. Questo al 12° minuto. Io aspetto te io. Dunque in campo uno dei protagonisti Giriamo, attacchiamo la della bella vittoria della formazione juniores contro il Monreale, autore di 2 gol Samuele Caracappa. Fa un movimento, ti porti lui. Fa un movimento, bravo. Colombatti, lungo, palla che arriva facilmente dalle parti di Elezai. Battuta sballata da parte del portiere dell'Acragas. Lo Nigro, Cerniglia male, poi rimedia Lo Nigro, Sino, Colombatti per Alessio Lo Nigro, scambio con Sino, poi palla in avanti a cercare Matera, il quale ancora con questo appoggio un po' complicato per Colombatti. Sino, Cerniglia indietro a Moschella, Cosentino sventaglia su Matera che fa sponda, colpo di testa di Dall'Oro, poi caccetta con le sue lunghe leve, va all'appoggio su Briones, ora Dall'Oro per Baio, Barrera, Noto, tocco per Vizzini, poi Mansur, Briones in avanti, poi il servizio di Brunetti per Caccetta che allarga male però l'ex Trapani. E allora rimessa Don Carlo già battuta all'indirizzo di Cerniglia che si è abbassato a fare il terzino, Rolo che rientra nelle sue corde, difesa in estrema emergenza per la Don Carlo che ricordo fuori Pellegrino squalificato. Dai, oh, dai, qui! Inoltre a un africano in non perfette condizioni fisiche, anche se il terzino si sta scaldando. Qui Matera quasi scontra con Concialdi, poi palla che arriva a Giuliano. Sino si gira, prova a far correre ancora Giuliano, anticipato da Barrera. Inizia a muoversi con una certa corposità anche la panchina dell'Acragas. Moschella in avanti, sponda di Balistreri per Caracappa, appoggio su Cerniglia, poi scambio con Lo Nigro, Concialdi, Matera si gira fronte alla porta, vede Balistreri, scambiano i due attaccanti, ora Concialdi, cambio di gioco a cercare Caracappa, lo trova, Caracappa che la gioca di prima su Cerniglia che è costretto a crossare
in maniera frettolosa l'anticipo di Briones. Baio, lancio lungo, Colombat, palla a Caracappa, ora Lonigro, anticipo di Calcetta, poi forse è spinto Balistreri, l'arbitro lascia correre. Balistreri costretto a terra, mettono fuori giocatori della Gragas, se ne approfitta mister Terranova per operare il secondo cambio dentro Mannina. Esce Brunetti ed entra anche il Jacobi nella classe, quindi doppio cambio, escono Brunetti e Vizzini. Tanto un aggiornamento molto importante per la corsa playoff con il vantaggio del Gela 4-13-3-19, va bene? ai danni della Mazzarese. Questo è un punteggio importante, un risultato importante per la Don Carlo, che così facendo andrebbe a scavalcare l'11 di mister Iacono, e si andrebbe dunque a riappropriare della quarta posizione, fondamentale per prendere parte ai playoff. Risultato importante anche in coda, in quanto il Gela cerca punti d'oro per la corsa alla salvezza. Per il resto è arrivato l'aggiornamento anche dal campo del Cus Palermo, il raddoppio della Pro Favara, ancora con la Piana, giocatore sempre più prezioso e cruciale per la squadra giallo-blu favarese, sempre più terza forza del campionato. Intanto qui Goncialdi esagera, viene ammonito. Punizione dunque giallo per Piero Goncialdi. Briones, palla per Mansur, tocco per Barrera, da loro, Poggio indietro per Baio, chiuso da Giuliano, poi arriva Caracappa, Cossentino allontana dove c'è Barrera, vuoto Sino, tocca da loro ma il campo è finito, allora rimessa per la Don Carlo Misilmeri, quasi 20 i minuti trascorsi, azione di parità che, ricordo, costringerebbe l'Akragas a cercare la vittoria nell'ultimo turno di campionato all'Esseneto contro il Resuttana San Lorenzo. Visto e considerato che Lenna, come previsto, sta passeggiando contro la Parmobella, mentre la palla messa dentro da Mannina, l'anticipo di Cossentino per fallo su Matera, con un'uscita molto aggressiva da parte di Noto. Apre su Giuliano, la palla per vie centrali, Balistreri per la corsa di Sino, chiuso da Noto, la squadra da Baio, fallo laterale.
rimessa su Giuliano, ancora Sino, Giuliano, Lonigro, Sino, posizione regolare, Sino può andare al cross rasoterra, allontana il Jacobi, palla che incrocia sul petto di Baio che calcia lungo, Semenzin, attenzione alla corsa dell'argentino, arriva il Jacobi di gran corsa, eccolo il Jacobi servito, Lonigro porta via il pallone, il Jacobi che ha avuto un buonissimo impatto al suo arrivo a dicembre all'Akragas, poi le soluzioni under a disposizione di Terranova hanno fatto sì che scivolasse lentamente verso la panchina. Rimessa per la Don Carlo, arriva Cerniglia a batterla, Concialdi, Nigro, apre subito su Giuliano, Sino, pressato da Briones, prova a farla passare, chiude però da loro che poi palleggia, lo fa male, poi Giuliano, Persino, anticipato da Caccetta, Baio sventaglia su Semenzin che sfida in velocità Costantino, taglia fuori di Semenzin che recupera, Prendi qualcosa! Semenzin, Aspetta! Semenzin col tacco respinge Costantino e allora l'autore del gol dell'Akragas che riparte. Giochi nella sagoma, non dove vuoi tu, giochi addosso. Ci deve dire che... Vai! Barrera, Noto, poi Mannina, palla per Baio che appoggia a Dalloro, sovrappone Caccetta, Dalloro lo vede, lo serve, Caccetta da fermo, gioca su Baio, Baio con il cross, Semenzin non arriva, arriva il Jacobi, fuori gioco. Già battuta la punizione su Caracappa, Cerniglia per Concialdi, ora Lonigro, poi Sino, Costantino per Lonigro, tanto si prepara Giacomo Africano che evidentemente è in condizioni di scendere in campo, di concedere una ventina di minuti. Matera, Costantino, Lonigro, Caracappa, Lonigro, c'è la pressione, intanto è pronto anche Santiago Pavisic, quindi cala il pezzo da 90 mister Terranova, ovviamente non ci sta a lasciare Misilmeri con un punto, dall'altra parte aggiunge un tassello in difesa mister Aronica, e Jacobi la fa passare, la tocca Cerniglia, rimessa, arrivano ora i cambi. C'è l'uscita di Mansur dentro Pavisic. Finisce la partita di Mansur, inizia quella di Pavisic. Esce Concialdi, quindi escono i due elementi forse di maggiore fantasia da una parte e dall'altra. Ed entra Africano. Aspetto te. Don Carlo che si sistema con un 4-4-2.
rimessa per Mannino, scambio con Briones, ora Noto per Barrera, avanza Barrera, da loro, Caccetta, appoggia Baio, ora Barrera ancora, Falli giocare. Noto, Mannino, sbaglia, tanto Lenna è arrivato a quota 8, c'è la Nissa in vantaggio anche contro il Mazzara e il gol del Resultana San Lorenzo contro il Marineo, 2-1. Per la squadra che ricordo sarà l'ultima avversaria in questa regular season per l'Acragas. Caracappa. Ricordo ovviamente che Don Carlo giocherà al Franco Lo Monaco contro la Parmonval domenica prossima, tutte partite con fischio di inizio previsto per le ore 16 di domenica, quindi domenica 16 alle 16. Oggi tutti eccezionalmente in campo di sabato, considerando la coincidenza con la Pasqua. Tanto eccellenza unica, categoria ancora in corso nel calcio dilettantistico, considerando che la promozione e la prima categoria sono terminate la scorsa settimana, non per quanto riguarda la regular season. Poi il 16 ci sarà lo svolgimento di playoff e playout, gli sportisti di sarà in campo, vi sveleremo anche quali, senza dimenticare ovviamente gli highlights di questa partita e di Cus Palermo Pro Favara nelle prossime ore, immediatamente dopo la fine di queste partite. Intanto gira palla la Don Carlo a 17 dalla fine più recupero, Matera anticipato, poi Caracappa di rimbalzo non trova Cerniglia, allora rimessa Acragas, le rassicurazioni di Balistreri a mister Aronica sulle sue condizioni. Evidentemente vuole finirla la partita Piero Balistreri. In gol 1 minuto e mezzo dopo l'inizio della ripresa, da loro contro Giuliano, tocca a Baio che tocca a Barrera, Briones, colpo di testa di Costantino, poi Balistreri per Matera, Fricano per Caracappa, Colombatti appoggia a Costantino, lancio morbido, va giù Balistreri al contatto con Barrera, da loro in avanti su Pavisic anticipato, poi Briones, indietro Baio su Elezai, di Testasino, poi Giuliano rischia di perderla e la perde, allora attenzione a Pavisic, quando la porta si è appoggiata a loro,
Mannina, palla per Caccetta, qui intanto Giuliano va a fermare Dall'Oro, poi lancia ancora addosso a Dall'Oro, la palla rimane in campo, è costretto a giocarla di nuovo Giuliano, pressato Dall'Oro, prova a portargliela via, ci esce, poi esce il pallone, e allora rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Spazio per lo Gerfo, l'uscita di Matera, l'ingresso di Vincenzo Lo Gerfo. Minuto 77, dall'altra parte entra Locascio, Numeri? 14. esce Semenzin, 14. Dallo! D'accordo, io Due Pavisic, Pavisic tu dietro. Prendilo Nigro, prendi. Ale. Ok. Tanto ti aspetto la sua bandierina, si riparte col fallo laterale in favore della Cracas. Rimessa per Costantino che andrà a lungo a cercare proprio lo Gerfo, anticipato da Caccetta, altro fallo laterale qualche metro qui indietro per la Don Carlo Misilmeri, no, direttore di gara che cambia la decisione del suo assistente, affida la palla all'11 di Terranova. Caccetta, l'anticipo di Lonigro, ancora Caccetta in anticipo, Briones, El Jacobi allarga per Mannina, Briones indietro per Noto, Locascio, primo pallone della sua partita, Caccetta, poi Baio dietro a Locascio, intanto Baio scambia con Pavisic, poi Dall'Oro, ancora Baio, Noto per Briones, Locascio, Caccetta, Pavisic, arriva Caracappa in anticipo, poi Balistreri con la sponda su Sino, ultimo tocco di Federico Sino secondo l'assistente. Ha ragione, allora lascia la palla, Federico. Sino, intanto mi attacchi lo spazio, ogni tanto, prego. Rimessa per Baio, Sei un esterno. Sullo stop per terra. Caccetta, Capito che sei un esterno. cambia gioco per Noto. L'ho detto. Ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di gara. Briones, palla per Caccetta, Baio, l'appoggio, poi palla troppo lunga, colpisce Costantino, palla che arriva comunque a Marco Moschella. Fricano, Cerniglia, Colombatti, Fricano, lungo però non abbastanza per servire Balistreri, poi si scontrano due giocatori della Don Carlo e poi Dall'Oro la mette fuori perché è rimasto a terra Fricano.
Battuta lunga con Fricano che ha ripreso posto in campo. Sino su Baio, rimessa a Carlo Misilmeri. Tanto arriva anche la notizia del raddoppio della Leonfortese sul Casteldaccia. Tutti risultati molto importanti in chiave salvezza, c'è tanto traffico nelle ultime posizioni. 2-2 tra Gela e Mazzarese ed Enna che è arrivata a quota 10 contro la Parmonval. Non difficile da prevedere una goleada della squadra di Strano, che ora si giocherà a Favara le ultime chance, le residue chance. È chiaro che dovrà sperare in un bisogno di punti del Resultano all'ultima giornata. Don Carlo che invece rimane attaccata ad ascoltare l'esito di Gela Mazzarese, attualmente ferma sul 2-2. Andiamo a questo finale di partita qui dal Giovanni Aloisio, 82-40, punteggio che non si schioda dall'1-1. Pavsic, Barrera, Annoto, Mannina, poi palla per Briones, ora da loro, Mannina, Barrera, Caccetta, Locascio per Elezai, battuta lunga in fuorigioco. Pavsic prenderà con un calcio di punizione in favore del Carlo Misilmeri. 6,5, qualcosina in meno da giocare. Giuliano, Costantino, palla per Giuliano, la corsa di Logerfo preso in controtempo, però la palla rimane lì allontanata da Briones. Ora Baio, Pavsic controllato da Costantino che non lo fa girare, poi va giù Pavsic, poi si rialza, triplicato e la mette fuori i balistreri. Quindi Baio può andare con la rimessa. Pavsic va giù, sbilanciato da Giuliano. Punizione a Gragas. Punizione per Caccetta che scambia con Briones, poi da loro la tiene in campo, viene fermato da Giuliano, un'altra rimessa per la Gragas. Da loro Baio, serie di rimpalli, ultimo tocco è del numero 9 dell'Acragas. Allora Giuliano con le mani, scambia con l'Onini, ancora Giuliano, sventaglia, lascia scorrere Barrera, poi Noto, alza questo campanile, arriva Costantino, poi Caccetta, finta di corpo su Sino e appoggio su Baio, ancora Caccetta. Fa scorrere Fricano, rinvio di Elezai, ultimi 4 più recupero. Rimessa che verrà battuta da Fricano. Tanto Gela di nuovo in vantaggio contro la Mazzarese, 3-2. Questo sicuramente
un risultato importantissimo in chiave quarto posto per la Don Carlo, dando ovviamente per scontata la vittoria dei ragazzi di Aronica tra 7 giorni contro la Parmaval, mentre ripartirà dal fondo Moschella. Invio per Giuliano, poi Alberto Costantino che mette giù e lancia. Briones con la testa in fallo laterale. Tanto c'è cambio, entra Giuseppe Romano. Esce Sino. Sale, poi Romano accanto. Con le mani Giuliano, 2 minuti e spicci, poi recupero che non dovrebbe essere particolarmente lungo considerando che le uniche interruzioni del secondo tempo hanno riguardato i cambi, alcuni effettuati anche in maniera multipla. Colombatti, Malistreri, controllo e appoggio su Caracappa. Ceniglia, palla per lo Gerfo, palla calciata addosso all'avversario e rimessa. Attacca di dietro, Colo! Fatela dare! Con le mani andrà Africano. Colombatti. Non la buttare, torna Giuliano. Costantino per Colombatti. Logerf. Scavalcato Cerniglia che poi prova a tornare sul pallone, meglio Cubillo, lo porta via. Locascio. Noto. C'è un fallo da parte di Fricano, punizione. Tanto a breve in campo anche Pesetti, terzino sinistro della promozione juniores, quindi anche spazio importante per questi ragazzi. Pesetti anche il debutto in prima squadra. Tanto lancio di Barrera, di testa Costantino, allora può arrivare il cambio. Esce Simone Giuliano. Entrato degli Pesetti. Dai Pesetti, qua terzino, vieni qua, basta. 17? Signor Scuderi di Verona appunta il cambio e si gioca a 4 minuti di recupero. Pavisic la tiene, raddoppiato l'argentino. Poi l'ultimo tocco di Lonigro, fallo laterale per l'Acragas. Baio da loro, poi quasi si scontrano i due, interviene anche Pesetti che mette in fallo laterale, non vuole rischiare l'Acragas. Mannino.
Appoggio ad Elezai che va a lungo, cerca da loro, trova però Cosentino. Balistreri. Locascio può appoggiare ancora ad Elezai. Di testa Cosentino, poi il controllo di Briones fermato da Lonidro, ora Pesetti. Colombatti. La battuta lunga di testa Barrera. Cascetta su di lui Caracappa che appoggia col petto a Pesetti. Pesetti quasi dimentica il pallone, ricomincia da Moschella. Battuta di Moschella, controllo di Balistreri che prova a tenerla, c'è il fallo di Baio. Si rialza pian piano Pietro Balistreri. Colombatti. Poi palla che gira ancora da Africano. Cosentino, lancio a cercare Balistreri che fa sponda per lo Gerfo prova a girarsi, viene fermato. Battuta lunga. Poi Romano alla fine calcetta alla meglio, Jacobi appoggia a Mannina. Barrera. Con la Barrera scambia con Locascio, Noto. Ancora Locascio. Barrera. Ultimi secondi con le due squadre che sembrano accontentarsi di un punto che aiuta entrambe alla fine. Allora rimesso in gioco, Jacobi calcia lontano, la palla che arriva docile dalle parti di Moschella. Cosentino la porta su, dovrebbe essere l'ultima palla della partita. Balistreri, l'appoggio a Caracappa anticipato da Caccetta. E poi Caccetta sbaglia e tira di gara e guarda il cronometro. L'arbitro può passare così, finisce 1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Acragas, un punto per parte, discorso rinviato per l'Acragas che domenica può vincere il suo campionato. Don Carlo Misilmeri che invece porta a casa un punto che tiene aperta la questione relativa al piazzamento playoff. Da Francesco Camuca e da Sportisili è tutto, grazie per averci seguiti, siete stati veramente tantissimi. Un saluto e ringraziamento e alla prossima.